Per te sta fatto l'uovo. La moglie pettisto rientrava all'orto, era andata a qua, non aveva cos'è torto, se l'aspettava il marito. A Cevolla non crescia, fatto travaglio e non le piaceva. Rientrava dunque, e avanti piglia le scale, scontro il marito, faticato, che posava annanto a buttare. Oh, Petti, si è rosso un ciapanato, che c'è di nuovo? C'è che stanotte gli ho fatto nuovo. Oh, me, sei scimitto o hai sognato? Portanto granone hai mangiato. Ne granone brennata, ma è che la notizia non di nulla che sarebbe a risa. A moglie che la sapeva creduta. Sorta appeso faccende, appena asciutta, scontra la moglie di Juan Carlo, che quella porre capitolo, rimpiazza a Radio Montecarlo. E a un dono che la natura l'ha dato certe volte per rispondere avanti che bavisse di parlare. O come disse la moglie dei pettisti, mio marito ha fatto nulla, gli ho visto. E se voi mi vedete tutta rivoltata e che vostro disgraziato parlare fanno una frettata. Ma per carità voi che siete una donna seria, non dite nulla che pettisto varia la comedia. Oh come, per quale mi pigliate stamane? Siamo in lingua dice nulla che le macronci nelle mani. Ne parte. Un'ora dopo erano 4 ore che il pettista aveva fatto. E come in ogni luogo si raccontava il fatto, la notizia del paese, il torno faceva. E 3 ore dopo Carolina vi diceva, ha fatto l'ove, pettisto, è una chiocca. Ma è nulla, guardate già che crocca. E volendo mano il paese in bispetto, imparava che dall'uomo più lei era sortito. Dopo sta seconda giornata non era più un'ora e 10, era una ciocciata. Moralità. Se il primo ministro vuole fare qualcosa di nuovo, non cancroccasse fono. Per farla sapere all'altra nazione che lui mette una donna all'informazione e se di sti miracoli ci credono capaci, qual è che sa, ci pure ariano futte a pace.